E dopo la regata di Sant'Erasmo, eccovi svelato il segreto. Siamo nella bottega di Gilberto Penzo, a 2 passi da San Tomà. Gilberto, esattamente che cos'è? Facciamocelo dire da lui. È una definizione un po' difficile perché sono più mestieri messi assieme. Diciamo che mi occupo di tutto quanto riguarda il mondo nautico e marino di Venezia, dalle imbarcazioni alla storia, a tutte le cose connesse con la marineria veneziana. Una grande passione, la miniatura. Sì, diciamo ho cominciato con questo, nel senso che ho iniziato 20 anni fa cercando di dare qualcosa di un po' diverso al turista che veniva a Venezia, cioè uscire un po' dalla maschera e vetri. Avevo cominciato a fare dei modelli in legno. Poi ho scoperto che c'è poco o nulla di tecnico, naturalmente, sulla storia delle imbarcazioni veneziane. C'è molto folclorismo, molte leggende, quante se ne vogliono, Casanova piuttosto che il Consiglio dei 10, eccetera, ma di una storia di più di 2000 anni, fatta di commerci con le galee, fatte con le navi tonde o le barche più piccole dei pescatori, non c'era niente. Così piano piano ho cominciato a creare un archivio con migliaia di foto, di piani di costruzione, e soprattutto sono andato dai costruttori, cioè chi le fa veramente queste barche e chi ci naviga veramente, per interrogarli sul lessico, sulle loro abitudini, sui loro mestieri. Abbiamo qui un modellino proprio a 2 passi da noi, ce lo puoi mostrare? Sì, questo è l'ultimo lavoro che ho iniziato, che sto portando a compimento, del restauro di un modello, di una serie di modelli di un museo cittadino, il Museo di Scienze Naturali di Venezia, e in particolare questa è una delle più di 100 tipi di barche lagunari. Di solito non si pensa che ci siano più di 100 modelli diversi di imbarcazione, e questa si chiama Bragagna Tre Alberi. Il motivo è molto semplice: è l'unica barca lagunare che ha 3 alberi, normalmente ce ne sono o 1 o 2. La ragione è che questa è un'imbarcazione che pescava di traverso, cioè non navigava normalmente, ma trascinava questa rete. Adesso la vedete in via di restauro, quindi non è tutto posizionato correttamente, questa grande rete che si chiama rete appunto a Bragagna, e la tirava lateralmente e il pesce finiva dentro questo qua che è il cogolo cosiddetto, è una specie di trappola dove il pesce non poteva uscire. Questa barca, per evitare di rovesciarsi, aveva questo lungo sponter con un seccion, cioè un grande secchio all'estremità pieno d'acqua, che serviva da bilanciere come le proa polinesiane, in maniera che l'azione del vento fosse bilanciata da questo grande secchio che veniva messo in fuori. Com'è che lavori esattamente? Qui c'è un disegno proprio sul tavolo vicino al modello, e com'è che lavori? Beh, questo è un dettaglio, per esempio il dettaglio del timone, che nelle nostre barche è una cosa molto importante, perché fa contemporaneamente da organo di governo, cioè dà la direzione della barca, ma fa anche la deriva, cioè la chiglia dell'imbarcazione, e stiamo procedendo al rilievo esatto di questo timone, vedete? È il calco esatto, mettiamo gli spessori, il tipo di legname, la ferramenta, per poter poi effettuare un restauro corretto. Poi ti servi anche di materiale fotografico? Sì, ho cercato, perché purtroppo siamo in pochissime persone che si interessano di questo, di raccogliere tutto il materiale possibile. In questo caso, per esempio, sono delle rarissime fotografie di questa barca, vedete i 3 alberi, che i pescatori stanno raccogliendo la rete, questa grande rete pesante, e stanno vuotandola del contenuto, in maniera da poter fare la cernita tra il pesce e i granchi e le altre cose che vi capitavano a bordo. Gilberto, fra le tue imbarcazioni hai mai costruito una caorlina? Sì, è stato uno dei primi modelli che ho fatto, perché ero affascinato dalla forma di questa barca, e per inciso vorrei dire che nonostante siano barche da lavoro, quindi barche povere tutto sommato, per me le barche veneziane sono estremamente eleganti, e la caorlina è una di queste, una barca quasi simmetrica, però è ingentilita da questi due, dalla poppa e dalla prua, che si levano verso l'alto e fanno quei 2 pizzi in su. Trovo che sia una barca veramente bella. E noi siamo andati su una caorlina a vedere com'è Venezia di notte. Già un'iniziativa della Canottieri Bucintoro, una vogata di notte tutti insieme per i soci, e guardate questo servizio.